Eccomi qua, nonno Sergio era con l'anatra, che è lo stesso da fare con l'oca, perché vorrei fare anche con l'oca, vediamo. Sarebbe bello trovare un'anatra intera, no? Perché così metti le ossa, fai la base di salsa, però un lavoro lunghissimo. I pezzi grossi si lasciano interi, i pezzi belli, quelli un po' meno teneri si macina, si mette nel forno insieme del maiale, verdure, carote, cipolle, sedano, speziato bene e viene una favola, una favola. Ok, cominciamo. Abbiamo delle erbe del mio ortino, salvia, rosmarino, erbaluisa, limoncella. Ecco, qua invece cosa abbiamo? Sto risossando il mio sugo d'anatra, il mio ragù d'anatra. Ecco, qua abbiamo un po' di carote. Adesso lo risosso, l'osso farò un po' di brodo e c'ho anche l'osso delle braccioline, che questo qua verrà macinato, le bracciole, l'osso lo mettiamo in brodo e ci servirà per allungare. Qua c'è un po' di pasta di salsiccia. Eccola qua, qua in fondo carote, sedano e cipolle che dopo andrò a macinare. Ok, adesso devo risossare, che ho cominciato. Lo buttiamo nel brodo. Adesso vi faccio vedere. Tira via un po' di grasso in eccesso, lo mettiamo nel brodo. Ci sono peluchi, si bruciano, si tolgono con la calma. Allora dovete andare vicino all'osso. L'anatra intera è un po' più complicato, ma allora se volete addirittura prendete quando trovate solo il petto d'anatra e così saltate questo, per chi non è capace, in questo supplizio. Si tiene le parti esterne che verranno macinate e teniamo i pezzettini belli e dopo verranno rosolati a parte e messi a metà cottura del fondo. Prima rosoleremo carote, cipolle, sedano con la calma e dopo ho avuto piacere trovare l'oca per fare un omaggio a mamma Bertilla, la moglie di Pontoni, ma non l'ho trovata. Ecco, questo verrà saltato in padella e bagnato con un po' di vino bianco, se no si fa con rosso andrebbe bianco comunque, dato che viene un ragù bianco. L'erba Luisa, che è appena venuta fuori questi giorni, e questa era l'Alta Terme, il signor Salò mi ha insegnato l'erba Luisa, mi ha dato la piantina, l'erba prumana non ha preso, secondo l'ha preso, sono 30 anni che ho l'erba Luisa. Eccola qua, abbiamo le erbe, adesso diamo una macinatina. Adesso rosoliamo lì nella padella, si poteva anche rosolare, perché questa qua adesso lo metto in una padella dove si andrà tutto il fondo, che dovrò macinarlo adesso, di carne,
i pezzi interi, poi diamo una sciapatina. Sauvignon. Roro. Il magico qua, un po' qua, qua, pepe, qua sì, qua ci mettiamo il pepe, per non va per velocino qua. Adesso lo mettiamo qua con un gas più piccolo, calare il gas, 40 minuti. Dopo lo assaggeremo e vediamo, lo leghiamo con un po' di vellutata o solo di, vediamo, questa è fecola di patate, andrebbe meglio fecola di riso ma non ce l'ho, non è arrivata ancora nel negozio, si è messo un po' d'acqua, vedete che brodosa adesso il sugo, e non voglio cuocerlo ulteriormente, no? Questo lavoro qua una volta si faceva con tante ossa e si legava i sughi, però era un lavoro, c'erano pentoloni che bollivano tutto il giorno. Questo è il brodo. Ancora un pochino, vedete che bello, sono i pezzi di carne, del sughetto sotto al fondo che è misto col maiale, no? Ecco, ora ci metteremo per sapere se è venuto buono. Sapete cosa bisogna fare? Di assaggiare. Allora noi che siamo dei cuochi di una volta ci andremo a prendere le linguine, pasta fresca, vedi? Che bello! Adesso ci buttiamo dentro 2 spaghettini e ci accontentiamo anche di 2 spaghettini noi, Magari gli diamo una spolveratina di formaggio, anche se l'ho grattugiato prima
è buono lo stesso. Guarda qua che roba. Spegniamo il gas. Dopo ci beviamo un bel bicchiere di vino. Qua ci possiamo bere anche il Cabernet di Specogna adesso. Facciamo come i cuochi, circa. Anche no. Ecco fatto. Al limite proprio, se vogliamo strafare, ci mettiamo una scaglietta di grana. Il sugo all'anatra è un spettacolo. Adesso me lo mangio. Ciao. Eccolo qua.